Potrebbe rimanere ancora una volta senza colpevoli l'omicidio avvenuto ormai 33 anni fa di Matteo Toffanin, il 23enne di Ponte San Nicolò, freddato a colpi di pistola nel maggio del 1992 a Padova per uno scambio di persona. Toffanin quel giorno stava riaccompagnando a casa la fidanzata Cristina Marcadella che abitava nel quartiere Guizza. Anche lei rimase ferita nell'agguato. La donna abitava vicino ad un esponente della Mala del Brenta, Marino Bonaldo. Il sospetto degli inquirenti nel corso degli anni è che fosse proprio Bonaldo, oggi 72enne in carcere, il vero obiettivo dei killer. L'uomo guidava una Mercedes bianca, proprio come il povero Matteo Toffanin. L'indagine sull'omicidio vennero archiviate nel 1996. 2 anni fa, però, il sostituto procuratore padovano Roberto D'Angelo aveva avviato nuove indagini sulla base di un'intercettazione registrata nel carcere Due Palazzi. In questa intercettazione, un ex affiliato della Mala sembra incolpare due fedelissimi dell'ex boss Felice Maniero per l'uccisione del ragazzo. Sergio Favaretto e Andrea Batacchi, colonnelli di Felice Maniero, sono stati perciò indagati. Sembra che i due dovessero uccidere Bonaldo per uno sgarro fatto al boss. Purtroppo anche in questi 2 anni nessun nuovo elemento è emerso. L'avvocato di Cristina Marcadella, la fidanzata dell'epoca di Matteo Toffanin, ha presentato opposizione all'archiviazione e ora si attende che il giudice per le indagini preliminari si pronunci.